Quarta corsa, prova per anziani a reclamare con i Salchi Gentleman, 1 Barney Lenny, 2 Cayman de Greppi, 3 Zitrunas, 5 Corallapelle, 6 Catone Risciò, 7 Tancredi Sartor, 8 Creso Risaia TRGF, 9 Chames dei Greppi, 10 Dylan Chris. Start prende velocità, problemi per Corallapelle. Si parte con veloce dall'esterno Catone Risciò, che Numero prende 5, l'iniziativa Corallapelle nei confronti di Cayman de Greppi, che va in seconda posizione alla corda avanti a Barney Lenny, mentre rimane di fuori Zitrunas. Seconda pariglia esterna per Chames dei Greppi, poi Creso Risaia TRGF e Dylan Chris Tancredi Sartor. 15:1 per i primi 200 metri di corsa. Continua all'avanguardia a buon ritmo anche Catone Risciò, che passa i 400 in 31. Cayman dei Greppi è seconda in corda avanti a Barney Lenny. Chames dei Greppi avanza allo scoperto, scavalcando Zitrunas che va in seconda pariglia. Poi Creso Risaia TRGF e Dylan Chris, 600 metri in 45,8. Prosegue in avanti Catone Risciò. Cayman dei Greppi nella sua scia, di fuori Chames dei Greppi, terza in corna è Barney Lenny, poi Zitrunas, Creso Risaia, alla corda c'è Dylan Chris. Sposta dalla seconda posizione Cayman dei Greppi per andare su Catone Risciò, che ha fatto 1 minuto e 5 decimi il primo giro e ora peggiora sensibilmente di camminata. Cayman dei Greppi dopo 1 chilometro in 1:16,2 tende a passare, è inseguito da Chames dei Greppi. In mezzo alla pista lo scatto di Creso Risaia TRGF con Cayman che ha preso la testa, Chames che attacca, Creso Risaia in terza ruota. I 3 più attesi della corsa che si danno battaglia a 400 dal palo, 14,7 la frazione della retta opposta alle tribune. Cayman dei Greppi si difende da Chames dei Greppi, Creso Risaia prova a insistere in mezzo alla pista, sbaglia Zitrunas lasciando in quarta posizione Barney Lenny, poi Dylan Chris, la retta d'arrivo per Cayman dei Greppi che l'affronta in vantaggio. Chames dei Greppi al largo, in mezzo alla pista interviene Creso Risaia, si difende Chames, attacca Creso Risaia TRGF che viene a vincere nei confronti di Chames dei Greppi. Al terzo Cayman dei Greppi, 29,6 ad arrivare, 1,15 ragguaglio cronometrico. Declassati Creso Risaia TRGF e Chames dei Greppi, primo e secondo Matteo Zaccherini, training di Mattia Ricci, Nicolò Iovinella, colori della scuderia Limitless. Vince il 6 anni da Ghibellino allo speed nettamente nei confronti di Chames dei Greppi, che è secondo. Al terzo Cayman dei Greppi.